Abbiamo voluto ricordare soprattutto Emilio Murdolo, scomparso 50 anni fa, pittore in quel di Bagheria per decenni, e che è stato maestro ed ispiratore di Renato Guttuso. Noi ce ne siamo non solo ricordati, l'abbiamo realizzato con un premio a lui dedicato, il trofeo Emilio Murdolo, dedicato anche agli artigiani dell'arte del carretto, quindi fabbri, lavoratori del ferro battuto, pittori soprattutto. Questo evento nasce quindi da questo ricordo e dalla valorizzazione di Emilio Murdolo, è dedicata agli elementi fondanti, a coloro che sono i protagonisti dell'arte del carretto, perché vedete, nell'arte del carretto c'è tutto il DNA del popolo siciliano, con tutte le influenze storiche ed artistiche. Per cui non mi stancherò mai di ribadire e di ricordare che questo patrimonio non deve essere estinto, ma anzi dobbiamo in tutti i modi valorizzarlo e valorizzarlo al meglio.